Tempo d'estate, tempo di vacanze. La valigia è pronta per mettersi in moto per il lungo viaggio verso le località di villeggiatura della penisola, isole comprese per la maggior parte di noi. Ultimi ritocchi alla linea prima di esibirsi in bicipiti, tricipiti, décolleté da favole e altro ancora. L'estate porta alla spensieratezza, serve a scaricare le tossine accumulate durante la brutta stagione. E dopo il mare le serate trascorse al ristorante, prima di gettarsi tra le braccia della movida, magari esibendosi in balli caraibici oppure discotecari dell'ultima generazione per la conquista da raccontare domani agli eredi. E l'estate è periodo fertile in tutti i sensi, però come il Giano bifronte c'è il rovescio della medaglia. La crisi occupazionale sempre più insistente sta riducendo i posti di lavoro. Per le piccole e medie imprese tirare la carretta, arrivare a fine mese è sempre più difficile. Le nuove generazioni, una volta terminati gli studi, vedono grigio l'orizzonte, senza dimenticare i bamboccioni, una nuova razza italica concepita nell'ozio e nel bel vivere, dove la teoria del maestraco prevale tutto l'anno. Però questo non conta, seppur crisi e difficoltà impongono un certo vivere, l'italiano non ne vuol sapere di rinunciare ai propri vizi. Giugno il caldo inizia, luglio con il bene che ti voglio, agosto moglie mia non ti conosco e a settembre? Dopo questo bailam di pro e contro, da bravo cronista di provincia, abitante del bel paese, dove tutto è possibile e niente impossibile, la domanda nasce spontanea: ma l'italiano ci fa o ci è?